Ricordiamo che il main sponsor dell'incontro di questa sera è Alternative Energetiche, impianti fotovoltaici industriali e civili. A rappresentare l'azienda il titolare Davide Perin, al quale facciamo un grande applauso. Alternative Energetiche vuole trasferire in campo con Pallacanestro Arzignano Valcampo i principali valori che la contraddistinguono sin dalla sua fondazione, ovvero la ricerca continua della qualità e dell'eccellenza e il credere fortemente nelle persone. Alternative Energetiche è specializzata da oltre 15 anni nella realizzazione di impianti fotovoltaici e sistemi d'accumulo chiave in mano, sia per il settore industriale e commerciale che per le residenze private. Il servizio fornito copre tutte le fasi del progetto energetico, dall'analisi preliminare alla progettazione, dalla gestione burocratica all'installazione e al monitoraggio post-vendita, con l'obiettivo di trasformare la gestione dell'energia rinnovabile in un'opportunità di sviluppo sostenibile. Allora, ancora grazie a Alternative Energetiche. In 3 minuti e 20 inizio della gara. YouTube, canale Buonasera, ben ritrovati al Palatezze per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D. La Pallacanestro Arzignano ospita la Virtus Basket Altogarda e quindi i padroni di casa ritrovano le mura amiche del Palatezze. Osserviamo un minuto di raccoglimento. Il minuto minuto di raccoglimento osservato per la morte del grandissimo Drazen Dalipagic, che ha calcato i campi anche della Serie A. Ricordiamo a Venezia le sue grandi prestazioni. E allora dicevamo, Arzignano ritrova il pubblico amico del Palatezze in questa seconda giornata del girone di ritorno del campionato DVR1. In campo
per Arzignano. Muraro Pimazzoni con il pallone ora in post basso, svitamento, il tiro, l'errore, il rimbalzo del numero 7 Stefan per la Virtus Altogarda, e poi contropiede con i primi 2 punti dell'incontro realizzati dal numero 9 Samb. Allora completiamo i quintetti in campo. Buzzi intanto realizza i primi 2 per Arzignano, Contrino, Muraro, Pimazzoni, Del Prete e Buzzi. Per gli ospiti Samb con la palla in mano, poi il ricciolo numero 6 Lever, Spinelli in campo con Stefan e il numero 8 Martinatti. Altri 2 per gli ospiti. Allora ritroviamo dopo più di un mese qui al Palatezze i Griffons, che sono reduci da una sconfitta, per la verità inattesa, nello scorso turno con Isola della Scala, tanto tripla del numero 8 Martinatti, l'errore. Muraro con palla in mano, l'1 contro 1, si mette in proprio, va fino in fondo e realizza i primi 2 della sua gara, che valgono la nuova parità sul 4 pari. E allora dicevamo Arzignano reduce da una sconfitta, la tripla tentata dal numero 6 Lever, che poi riconquista palla. Virtus Altogarda è una squadra in ottima salute, viene da una striscia di 5 vittorie consecutive e quindi nelle ultime 5 ha fatto meglio anche dei padroni di casa. Arzignano 3 vinte e 2 perse nelle ultime 5, ma sempre primo posto in classifica. Altri 2 per Giovanni Muraro con il canestro di mano sinistra in penetrazione. Contrino quasi a rubar palla. Diciamo sempre primato per Arzignano con 11 vinte e 2 perse, quindi a quota 22 Arzignano, poi Creazzo e Rovereto a quota 20, Pescantina a 18, e troviamo al quinto posto la Virtus Altogarda con 16 punti, con un record di 8 vinte e 5 perse. Per quanto riguarda invece le partite giocate dagli ospiti fuori casa, il record è 2 vinte e 3 perse, con 69 punti segnati e 71 subiti. Arzignano invece fa del Palatezze il suo fortino inespugnabile fino a questo momento, con 6 vinte e 0 perse, 85 punti segnati e 70 subiti. Intanto vantaggio per i padroni di casa, 8-6, 6 minuti e 53 da giocare nel primo quarto. Sulla linea di fondo, mezzo angolo e canestro per Spinelli. Ancora parità. Del Prete, linea di fondo, si ferma, scarica fuori per Pimazzoni, la tripla dell'errore, il rimbalzo di Lever che poi parte in palleggio, fermato fallosamente da Vincenzo Del Prete, che commette il suo primo fallo. Ancora possesso offensivo per gli ospiti. Si va in post basso da Martinatti, che sbaglia, ma prende rimbalzo e sbaglia ancora, si lotta sotto le planche, poi arriva il fallo, ancora sul rimbalzo di Martinatti, che strappa e conquista ancora la palla e va in lunetta con 2 tiri liberi, e il fallo è di Buzzi.
In and out sfortunato Martinatti in questa circostanza con il tiro libero. 23enne centro che fa 0 su 2 nel suo viaggio in lunetta. Davide Martinatti con una media punti a gara di 11, 23enne centro di Altogarda. Pimazzoni accelera, si ferma, palleggia resto tiro, l'errore, sfortunato rimbalzo di Martinatti, la transizione di Altogarda e poi movimento Eurostep. Spinelli scarica in angolo per la tripla di Lever, l'errore, rimbalzo di Del Prete che poi si fa scippare, ma riusciamo a uscire palla in mano. Contrino, l'accelerazione di Luca Contrino, il tiro, l'errore, ma c'è il fallo di Spinelli. Allora lunetta anche per il nostro numero 5. 8 pari qui al Palatese, 5-27 da giocare nel primo quarto. In and out anche per Luca Contrino, sfortunato in questa occasione. Fa 0 su 2 ma conquista il rimbalzo in attacco e poi realizza Luca Contrino, sempre grandi doti di opportunista. Stevan, il consegnato per Samb che va in penetrazione, marcato da Muraro, poi realizza di mano destra, ottima penetrazione del numero 9 in maglia rossonera per la nuova parità a quota 10. 10 secondi per l'azione in attacco, si va in post basso da Davide Buzzi, c'è il taglio di Luca Contrino, servito molto bene da Davide Buzzi. Allora confezionano 2 punti di pregio Buzzi. Contrino sta quasi per rubar palla Pimazzoni, gioco a 2 questa volta. Lever con Martinatti, l'errore, corre in campo aperto e segna di mano sinistra Giulio Pimazzoni per il +4 gli uomini di coach Garnero. 14-10, diciamo una formazione, quella di Altogarda, da prendere con le pinze, in una striscia positiva, e squadra quindi in fiducia che perde ora palla. E ci sono i primi cambi, duplice per Altogarda, perché entrano numero 4 capitano Bailoni e il numero 16 Potric. Per Arzignano invece entra Stefano Pegoraro per Vincenzo Del Prete. Eccolo qui, tocca il suo primo pallone, il entrato a spazio dall'angolo, Giulio Pimazzoni, la tripla, l'errore, la palla vagante premia gli ospiti e quindi sarà rimessa per Altogarda. E allora qui in cabina di commento a fianco a me Enrico Bauce, che saluto, bentornato, ben ritrovato Enrico. Ciao Filippo e ciao a tutti i tifosi dell'Arzignano. Speriamo di vedere il ritorno alla vittoria dell'Arzignano questa sera. Sì, siamo assolutamente comunque fiduciosi delle possibilità dei nostri ragazzi. La tripla di Bailoni, il capitano appena entrato, l'errore, il balzo di Stefano Pegoraro, vuole correre Luca Contrino, a spazio Giovanni Muraro, mette a posto i piedi, la tripla e l'errore, un po' imprecisi dalla linea dei 3 punti. Samb, Bailoni per un attimo pensa alla tripla, poi scarica per Stevan, passaggio difficile per Samb, va in campo aperto Pimazzoni, l'errore, conquista rimbalzo in attacco Giovanni Muraro. Davide Buzzi con il suo classico jumper dalla linea della Carità, e allora massimo vantaggio per Arzignano, 16-10. Diciamo Enrico, nella scorsa partita è arrivata la seconda sconfitta di questo campionato per Arzignano, se vogliamo, se contro Pescantina
la squadra dopo un primo tempo di Pescantina ha giocato ad altissimi livelli con percentuali davvero elevate. Arzignano ha saputo riprendersi e tornare sotto nel punteggio, perché era sotto anche di quasi 20 punti, è arrivata la sconfitta. Invece prova incolore la scorsa settimana con Isola della Scala, che è una delle squadre che staziona nei bassi fondi della classifica. Però questo canestro di Stefano Pegoraro, che vale il più 6, 18 a 12, a testimoniare il fatto che in questo campionato bisogna giocare sempre con scarpe ben allacciate, altrimenti, eccezione fatta per Bolzano e qualche altra formazione, si può perdere con chiunque. Sì, può essere anche il fatto che dopo la sosta natalizia magari siamo partiti un po' più, diciamo, non scarichi, ma può essere anche qualche carico di lavoro in più in vista della stagione che si farà molto dura un po' più avanti quando ci saranno i playoff. E allora più 6 per Arzignano, 1,40 da giocare nel primo quarto. Prendiamo palla sotto canestro con Davide Buzzi. Spara a salve Stevan ancora per Altogarda, e allora è entrato al posto di Luca Contrino il nostro capitano Dalzotto, che dà una bella palla a Buzzi, che però si fa stoppare, e allora ancora possesso offensivo per gli ospiti. Fallo di Primazzoni che vuole cacciare la palla su Potric. Situazione falli, 3 per Arzignano e 1 per Altogarda. C'è un altro cambio, esce Muraro e entra Albion Shabani. Stevan pallacanestro contro Dalzotto, poi sulla linea di fondo Frattarelli sbaglia, prende rimbalzo per un attimo Albion Shabani, poi il pallone gli rimbalza sul ginocchio, allora sarà ancora rimessa in zona attacco per Altogarda. Mi sembra, Filippo, che stasera Arzignano sia partita con il piglio giusto sia in attacco sia in difesa per provare a indirizzare la partita già da subito nel binario giusto. Subiamo però la prima tripla da parte della partita. Sì, con il numero 12 Madella che riduce le distanze in mezzo allo svantaggio. Ora è solo più 3 per Arzignano, che sul cubo dei cambi a Giorgio Rossetto. Pallacanestro raddoppiato Albion Shabani, e poi conquista un'ottima palla 2 il numero 7 Stevan. Il possesso alternato, comunque dice ancora Griffons. Esce per Arzignano Giulio Primazzoni e fa il suo esordio questa sera Giorgio Rossetto. Eccolo qui, tocca sul primo pallone e va a segno con il catch and shoot dal mezzo angolo Giorgio Rossetto. Primi 2 per lui. 20 a 15, 23 secondi al termine del primo quarto. Bailoni in ala per il numero 12 Madella, che poi va in penetrazione, non riusciamo a fermarlo, e altri 2 per Madella, che ne mette 5 di fila. Un'azione, 7 secondi, vediamo cosa riuscirà a combinare Arzignano. La tripla di Stefano Pegoraro, un piccione viaggiatore per il nostro numero 45. Allora termina così il primo quarto con il punteggio di 20 a 17. La missione per gli uomini di Garnero è scrollarsi di dosso un po' di ruggine, un po' di tossine dopo la sconfitta contro Isola della Scala. Si conferma in un buon momento Virtus Altogarda, che è lì a contatto sotto di 3 punti. Sì, Filippo, siamo partiti un po' con le polveri bagnate dalle lunga distanza, dobbiamo cercare di mettere a un posto un po' il tiro da 3, siamo a 0 su 5 in questo primo quarto. Non è andato molto meglio Altogarda, comunque, che ha messo segno una tripla, 1 su 5. Per adesso abbiamo Contrino a 6 punti, il miglior marcatore dell'Arzignano, 20 a 17 il parziale del primo quarto.
Da tenere sott'occhio per quanto riguarda gli ospiti il capitano Federico Bailoni, 31enne guardia, che ha una media punti di quasi 14 a gara. Poi Davide Samba, e abbiamo visto le sue potenzialità e le sue armi, soprattutto in attacco, con la penetrazione e la fisicità. Il numero 9, 22enne, che ha 13,8 punti a gara. Poi altro giocatore che ha una media punti in doppia cifra per Altogarda è Davide Martinatti, con 11 punti a gara. Una squadra abbastanza giovane, quella della Virtus, con un'età media di 24 anni. Per la seconda giornata di ritorno, sfide importanti a Rovereto, tra Rovereto e Lunigo, poi Civezzano contro Due Ville, Creazzo contro Pescantina, e questo è sicuramente il big match della giornata, la seconda contro la quarta. Pescantina in un ottimo momento. Poi Baster Verona contro Argine. Si è giocata ieri la partita tra Legnago Basket e Virtus Isola, che aveva vinto con Arzignano domenica scorsa, e Legnago ha vinto di 2 contro Isola. Prende gioco qui al Palatezze con il tiro dalla media di Davide Buzzi, che ora riprova, è ancora corta la sua conclusione, e riconquistiamo un altro rimbalzo in attacco. Sciabani in angolo per D'Alzotto, che ha spazio, la finta preferisce scaricare fuori per Sciabani, extra pass per Stefano Pegoraro, e come dicevi tu Enrico, ancora polveri bagnati dalla lunga distanza. Riusciamo comunque a conquistare e a catturare un altro rimbalzo offensivo. Buoni segnali quindi per quanto riguarda la reattività e l'aggressività nell'andare a rimbalzo. Cambio, esce Buzzi e entra Mistè. Ancora cortissimo la conclusione da parte di Stefano Pegoraro, e poi vola in campo aperto Stevan, subisce il fallo di Pegoraro. Tutti giù per terra in questa azione, e quindi 2 tiri liberi. Un po' di confusione in queste ultime 2 azioni per il numero 7, maglia rossonera. Ancora cambio per Betta. Esce Frattarelli e fa il debutto il numero 3, Molo. Assegno il primo tiro libero di Stevan. E fa 2 su 2. Sciabani va in post da Giorgio Rossetto, contrastato da Madella, e il numero 12 ospite commette fallo sul nostro Giorgio Rossetto. E allora altri 14 secondi in zona d'attacco per Arzignano. Stefano Pegoraro, il suo gioco spalle a canestro, ancora scambiano D'Alzotto e Stefano Pegoraro, che realizza i 2 punti che valgono il 22-19 per i padroni di casa. Bailoni aspetta l'uscita, poi il consegnato per Molo sul lato debole. Madella, la penetrazione numero 12, Bailoni la tripla tentata e arriva il fallo di D'Alzotto, anzi no, di Sciabani sul tiro da 3 punti. Allora il capitano di Altogarda andrà in lunetta con 3 tiri liberi. Un po' ingenuo Sciabani qui, qualche dubbio, forse un po' di più anche sul fallo. Comunque bisogna evitare di andare vicino al tiratore quando
si alza dall'arco. Eccesso di foga per il nostro numero 23, che chiaramente in fatto di garra e cazzimma, come si suol dire, non è secondo a nessuno. Buon punteggio Bailoni con il secondo tiro libero realizzato in and out, quindi 1 su 3 per il suo viaggio in lunetta. Dalzotto con la transizione, la penetrazione, poi la difesa gli tocca la palla e comunque Dalzotto ancora con il possesso. E arriva il sottomano con il movimento cameriere per il nostro capitano. 24-20. Stevan palleggia resto tiro, l'errore, rimbalzo di Albion Shabani che fa partire il contropiede, la tripla di Giorgio Rossetto, l'errore, rimbalzo di Bailoni e ancora non riusciamo a sbloccarci nel tiro da 3 punti. Siamo 0 su 7, Filippo. Dobbiamo assolutamente mettere a posto questo fondamentale per poter allungare le mani sulla partita. Molto bene in difesa in questo momento anche Mistec che strappa la palla e può andare per i 2 punti, così non è, subisce fallo e questo era sicuramente un gioco da convertire, doveva attaccare forse con più convinzione sicuramente Mistec. È arrivato il fallo della difesa di Altogarda e allora viaggio in lunetta per il nostro numero 37. Arriva il time out chiesto da Altogarda. Proteggere di più la palla, era quasi convinto di avere il canestro fatto. Speriamo di mettere a segno i prossimi 2 tiri liberi per allungare sul più 6. Allora Betta chiama time out anche nel tentativo di raffreddare la mano di Mistec per i 2 tiri liberi. All'andata Arzignano si era imposta con il punteggio di 84-68, quindi vittoria abbastanza agevole per i nostri contro la Virtus. 23 di Pimazzoni, 14 di Muraro, 9 di Rossetto, i 3 migliori marcatori di quell'incontro. Il quintetto di Carnero già in campo e Mistec già sulla linea del tiro libero. A segno il primo tiro libero di Edo Mistec. E fa 2 su 2 il nostro numero 37. Ancora più 6 è il massimo vantaggio aggressivo. Albion Shabani commette fallo. Qualche storia attesa tra Madella e Shabani, tutto comunque chiarito. Rimessa laterale, Madella aspetta l'uscita di Samb, marcato da Mistec, vuole 1 contro 1, Samb va fino in fondo con le sue doti atletiche, realizza appoggiando la palla al vetro. Fallo del numero 3 Molo sulla penetrazione di Dalzotto. Bravo Andrea a cogliere l'errata posizione difensiva del numero 3 in maglia rossonera, troppo alto sulle gambe e quindi poca reattività e sbagliato posizionamento difensivo. La tripla tentata ancora da Stefano Pegoraro, l'errore. Mistec lotta come un leone a rimbalzo, arriva la palla 2 che premia ancora Arzignano. Segnali di grande vivacità per Edo Mistec, che ha recuperato una palla in difesa, ha realizzato i 2 tiri liberi e ha catturato la palla vagante in rimbalzo, poi si è rifugiato in
palla a 2 e sicuramente Garnero è contento di vedere un ragazzo così giovane che sta maturando e che stasera sta dando buoni minuti in campo. Sono entrati tutti con molto presenti in campo, anche Mistè è entrato cattivo sul parquet stasera. Comunque tutti quanti stanno fornendo una prestazione, diciamo, all'altezza, e 26-22 basta mettere a posto un po' le percentuali. Secondo me la partita potremo indirizzarla dal punto a nostro favore. Sbaglia ora Catch and shoot Rossetto. di Rossetto, l'errore, rimbalzo per Altogarda. Bailoni si mette in proprio, linea di fondo, vuole attaccare Mistè, tiene bene comunque la penetrazione, sarà rimessa per Altogarda con 10 secondi in zona d'attacco. Il cambio, esce Rossetto e rientra Muraro. Madella mette a posto i piedi, la tripla e a segno ancora il numero 12, questa volta sul lato destro, già 2 triple realizzate. Indice in alto a salutare i tifosi di Altogarda accorsi qui al Palatese. Sciabani, la penetrazione, la virata, centro area, il fallo del numero 4 Bailoni. Bravo Albion ad attaccare Bailoni, conquista 2 tiri liberi. Altogarda si è rifatta sotto con la tripla di Madella e allora solo -1 per gli ospiti. Partita sicuramente difficile per i Griffons qui al Palatese. Uscita male la palla, è uscita molto male perché arriva una pietra contro il tabellone. 0 su 2 per Albion. un po' troppo fretta per tirare tiri liberi per Albion. Samb marcato da Dalzotto, vuole la penetrazione Samb, va fino in fondo e sicuramente in single coverage, in 1 contro 1 con situazione di isolamento, Samb è molto ma molto pericoloso. Gioco alto-basso, Dalzotto, Stefano Pegoraro che si mangia, ma è bravo a prendersi il rimbalzo d'attacco e a convertire l'errore in precedenza. Buone notizie per quanto riguarda il fronte dei rimbalzi in attacco per Arzignano e nuovo vantaggio per i padroni di casa. Ma squadra ospite, quella di Virtus Altogarda, che sta facendo vedere tutta la sua pericolosità. Samb triplicato da Sciabani, Pegoraro e Mistè. Ancora cambi per Garnero. Uscirà forse Sciabani per far posto a Pipazzoni. Errore di Molo, spinge la palla in avanti Dalzotto, che poi però non si intende con Pegoraro e allora palla persa, forse un po' banale. Sì, difficile per il nostro numero 45 prendere questa palla che è stata un po' scagliata sui piedi, quindi con la sua altezza difficile controllarla. E allora ancora possesso per Altogarda, ha preso un colpo Stefano Pegoraro da Martinatti che è rientrato sul parquet. Samb, l'uomo più pericoloso per Altogarda, vuole andare da Martinatti che aveva tagliato sotto canestro. Filippo gioca bene Altogarda, comunque si dimostra la squadra veramente tosta, gioca bene un po' in tutti i fondamentali. E ha in Madella e Samb fino a questo momento. Viene fischiato un fallo a Chierico, a Muraro, sull'azione da 3 punti di Madella, che ha accentuato con tanto Actor Studios, come dicono dall'altra parte dell'oceano, perché la sua ricaduta dopo il tiro non è stata sicuramente naturale. E a me è sembrato davvero che il movimento sia stato molto
accentuato, e quindi al limite della simulazione e del flopping questa azione. Filippo, Fatto sta che ci sono 3 tiri liberi per Altogarda. Questo è un fattore di gioco che anche in Serie A ha fatto molto discutere. Gli arbitri si sono un po' allineati nel punire un po' l'atteggiamento degli attaccanti. Forse in queste categorie gli arbitraggi sono ancora da mettere a punto da questo punto di vista. Eh sì, è un po' un annoso problema questo, un po' della simulazione, quando l'attaccante cerca la mano o cerca il contatto con il difensore che salta nel suo cilindro. Comunque è vantaggio per Altogarda, perché il punteggio dice 30 a 28 per gli ospiti. Ha sfruttato bene il viaggio in lunetta Madella, che si sta sicuramente facendo male, ci sta dando fastidio. A quota 9 il giocatore numero 12 Timazzoni, che deve trovare il ritmo, il flow della sua gara. Eccolo qui, movimento pallacanestro, arriva con il jump hook dalla linea dello smile. Allora 2 punti per Giulio Primazzoni, sono ossigeno per l'attacco di Arzignano. È ancora a parità, quota 30. Madella vuole l'1 contro 1 e vuole attaccare Mistè, che poi E questa è una chiamata veramente mette discutibile. fallo, e c'è ancora una volta la capacità, perché comunque è un'abilità di Madella di accentuare molto i contatti, però davvero stanno Filippo, cadendo un po' nel tranello. Veramente lui addosso al petto di, non mi ricordo più se era Mistè però comunque era al limite della infrazione di passi. È la seconda azione consecutiva con tanto teatro, possiamo dire, per quanto riguarda il numero 12, che è comunque bravo a realizzare dalla lunetta. È già in doppia cifra Madella, a quota 11. Rientrato Contrino. La penetrazione, si mette in proprio Giovanni Muraro, attaccando bene Samb, e realizza il nostro numero 17. Ancora 32 pari. Questa volta gli arbitri non fischiano anche questa volta. Lever, dopo il tiro a 3 punti, cade a terra. Due volte che le chiamate sono state un po' al limite. Ora l'arbitro, anche se ti dico, si lamenta un Filippo, po' che con l'arbitro, ma forse questa era delle 3, forse quella che si avvicinava di più al fallo. Esattamente, ma sai, classico un po' fischio di compensazione. E comunque gli arbitri sicuramente ora saranno più attenti nel valutare e giudicare questo tipo di azione, anche perché è già la terza volta che accade, come dicevamo. Altogarda che si dimostra molto aggressivo, è andato 11 volte, un 8 su 11 dai tiri liberi, noi solo un 2 su 4. Quindi vediamo Pimazzoni se fa vedere la sua potenza. Cerca di servire Mistè, ma Madella capisce tutto. Arriva Pimazzoni con la rubata e va a schiacciare Giulio Pimazzoni, sfogando tutta la propria rabbia agonistica in campo. E allora con la schiacciata Bimane, il fallo di Pegoraro su Martinatti. Partita comunque è dura, è salita di intensità, vantaggio per Arzignano 34 a 32, 2,50 all'intervallo lungo. Martinatti ancora in lunetta, chiaramente bonus
ampiamente raggiunto, ma non solo comunque da Arziano, anche da Altogarda, e continua la precisione dalla lunetta per gli uomini di Betta. Questa volta segna Martinatti. I punti 33 e 34 che valgono la nuova parità qui al Palatese. Già 10 punti su 34 dalla lunetta per Altogarda. Contrino, Muraro pensa per un attimo al tiro da 3 punti, mette a posto i piedi, la tripla tentata da Giovanni Muraro che si sblocca da 3 punti. È fondamentale ritrovare precisione dalla lunga distanza. Dopo 9 tentativi falliti, Filippo aveva fatto la prima tripla. Aggressivo Luca Contrino che ha mismatch contro Martinatti, è costretto a rifugiarsi nel fallo, però mandiamo ancora in lunetta la squadra ospite. Sì, è già a quota 10 su 13. E allora Arzignano si sblocca con il tiro da 3 punti, tripla di Giovanni Muraro, messa a segno dopo 8 tentativi falliti. Dovremmo cercare anche noi, Filippo, di curarci in questi ultimi 2 minuti qualche viaggio in più dalla lunetta. Vediamo se sapremo farlo. La squadra, quella di Altogarda, che cerca moltissimo il gioco in penetrazione, spalle a canestro Muraro, vuole attaccare Samb, bravo Muraro, e legge bene la situazione di vantaggio sotto canestro, perché Giovanni ha gambe e anche fisico per tenere il contatto. E allora 2 tiri liberi per il nostro numero 17, quindi il tuo appello, Enrico, è stato subito sentito e recepito dal nostro esterno che segna il primo tiro libero. Bravo, che arriva a quota 9 con questi 2 tiri liberi fatti. E ancora più 3, 39-36. Partita che non ne vuole sapere di sbloccarsi da questa situazione di grandissimo equilibrio. Madella, il piccione viaggiatore per lui, allora Giulio Pimazzoni ha spazio per un'altra schiacciata e Giulio Pimazzoni con altra schiacciata Bimane, è già la seconda in questa partita, massimo vantaggio Enrico, più 5, 41 a 36. Sam da lontanissimo, sfortunato a dire la verità, in and out, e poi rimbalzo di Pegoraro. Contrino, Arzignano prova lo strappo in questo finale di secondo quarto. Sì, sarebbe importante mettere un po' di spazio. Pimazzoni! Allora, Giulio Pimazzoni! allora Filippo aveva, dopo una brutta palla persa di Pimazzoni, nella sensazione recupera, di rabbia, va a schiacciare, nella sezione dopo schiaccia di nuovo e poi infila la tripla. 7 punti di fila del nostro numero 10, che è caldissimo. Sicuramente le 2 schiacciate l'hanno messo in ritmo. Abbiamo tolto il tappo che ostruiva tutti i nostri tiri da 3 punti, l'ha sbloccata sotto questo punto di vista Muraro, e poi è arrivata la tripla anche di Pimazzoni. Allora, prima spallata alla gara, più 8, Pimazzoni 44-36, che in un amen si porta a quota 13 e dimostra di avere tanti punti sicuramente nelle mani. Sì, è il nostro miglior marcatore e quindi stasera sta ribadendo questo suo status. Costretto a chiamare time out Betta perché vede scappare i Griffons 1-14 al termine del secondo quarto. E comunque Enrico, come diciamo tante volte, molto parte dall'aggressività in difesa. Arzignano ha aumentato il volume della radio in difesa, palle recuperate, Mistè, Pimazzoni e
anche Contrino in precedenza. Questo chiaramente vale molto. Ancora il tentativo di anticipo di Pimazzoni, però viene bucato. C'è il contropiede per Stefano Pegoraro, che appoggia comodamente altri due, e per la prima volta vantaggio in doppia cifra, 46-36. Molto importante andare al riposo con un discreto vantaggio. La tripla è l'errore di Lever, il rimbalzo e il fallo di Spinelli, di frustrazione su Pimazzoni, che ora si sta prendendo in mano la partita, ma tutta comunque la Pallacanestro Arzignano sta remando dalla parte giusta. Viaggio in lunetta per Giulio Pimazzoni. Diciamo che Altogarda si manteneva un po' in equilibrio, in galleggiamento, grazie un po' anche alle polvere bagnate dell'Arzignano, che appena ha messo a posto un po' anche il tiro dall'arco, appena sono arrivate le prime due triple, siamo anche un po' sbloccati anche dal punto di vista della scioltezza in attacco. A segno con il primo tiro libero Pimazzoni, che raggiunge 4-14, e ora 15 con entrambi i liberi messi a segno. 33 secondi al termine del secondo quarto, e quindi sarà possesso per Altogarda, e poi un'altra chance per Arzignano, che cercherà ancora di dilatare il vantaggio. Intanto bisogna fare bene questa difesa. Il colpo subito da Contrino, la tripla di Spinelli, l'errore, il balzo di Martinatti, e poi la palla recuperata di Arzignano. Abbiamo 12 secondi per una nuova conclusione. Attenzione, molto nervosismo questa volta da parte di Contrino su Samba, infrazione di passi, e ancora 2 secondi e 7 sul cronometro. Time out qui al Palatese. Comunque vuole disegnare lo schema per questi tecnico, a quasi parte 3 secondi. fischiato fallo tecnico, non so chi, alla panchina dell'Arzignano. C'erano non so state storie tese tra Samba e Contrino. Contrino nella caduta di poco fa aveva tirato il pallone addosso a Samba, poi fasi un po' confuse di gara. Dall'altra parte infrazioni di passi di Martinatti. Grande comunque scelta difensiva di Pimazzoni, che con l'uomo diretto a canestro in campo aperto ha saputo fargli perdere il tempo, soprattutto temeva la stoppata, ma ha fatto un intervento sulla palla molto decisivo, sicuramente decisivo. Allora, dovremmo capire a chi è stato fischiato il fallo tecnico. Non so se è stato Pimazzoni andando in panchina che ha detto qualcosa all'arbitro. Non vorrei sbagliarmi, ma mi pare. Siamo in fatica però Infatti c'è Bailoni in lunetta per amministrare il fallo tecnico, che probabilmente allora sarà stato fischiato a Pimazzoni, come dicevi perché tu. Contrino era già seduto in panchina, Pimazzoni gli è passato proprio di fianco e da lì è partito il fischio del fallo, quindi non sbaglia Bailoni. E adesso c'è la rimessa dopo l'infrazione di passi di Martinatti. Mistè, Contrino prova la tripla, mamma mia, esce per un non nulla, beffato dal ferro Luca Contrino, che stava quasi per metterla. E allora termina il primo tempo qui al Palatese tra Arzignano e Altogarda con il punteggio di 48-37, molto equilibrio fino a 3 minuti al termine del secondo quarto. Poi primo vero strappo sull'incontro da parte di Arzignano con Pimazzoni. E allora ci vediamo tra poco meno di 10 minuti per l'inizio del terzo quarto. Non andate via.
Non vai bene. Non vai bene. Cazzo che lì. Jacopo!
Non sapevi, lo sai. Albio! Albio! Io scrivo. Adesso quando c'è il time out, ok, quando c'è il time out, metti la musica. Ciao! Mamma mia. Hai visto che abbiamo installato io ho visto poi Rieccoci al Palatese dopo l'intervallo, pronti per l'inizio del terzo quarto tra Arzignano e Altogarda. Arzignano in campo con Del Prete, Pimazzoni, Muraro, Buzzi e Contrino, lo starting five dell'inizio gara. Bailoni, Stevan, Martinatti, Samb e Lever per Altogarda, che inizia con il possesso il terzo quarto. Arzignano con 11 punti di vantaggio. Samb, uno dei migliori dei suoi, il jumper dalla media, l'errore. Contrino vuole far correre Pimazzoni, che poi aspetta il rientro dei suoi. Spalle canestro, Buzzi, l'errore, l'appoggio a rimbalzo al tabellone, poi però l'errore, diciamo, del nostro pivot. Bailoni, end off per Lever, la palla finisce nelle mani del numero 7 Stevan, che realizza di mancina. Allora torna sotto la doppia cifra lo svantaggio degli ospiti. Del Prete, che vuole mettersi in partita con un'azione personale. Eccolo qui il primo canestro per
Bello Filippo vedere Vincenzo anche Del Del Prete che dopo i primi minuti uscito dal campo non è più rientrato, ora si presenta con un buon 1-1 in questo terzo quarto. Sì, ha giocato per larghi tratti del primo tempo coach Garnero con un quintetto più basso, più piccolo. Ora c'è il fallo della difesa di Arzignano, la rimessa quindi per Altogarda. Stevan va in post basso da Martinatti che cerca Bailoni, capisce tutto Primazzoni, intercetta la palla e allora Arzignano. 5 secondi soli per gli ospiti. Adriano che quando va in raddoppio poi con un terzo giocatore si mette sempre tra le linee del passaggio per intercettare. E però dormiamo qui sul possesso canestro facile di Martinatti servito da Bailoni, ancora -9. Gioco a 2 Primazzoni Buzzi, no? Il tiro a 3 punti, l'errore di Primazzoni, rimbalzo di Stevan, corre in campo aperto Altogarda, la tripla del capitano Federico Bailoni e allora torna a farsi minacciosa Altogarda perché è a -6. È chiaro che non bisogna togliere il piede dall'acceleratore, questa è una squadra vera che ha un buon gioco e anche delle buone individualità. La tripla di Contrino, l'errore da lontanissimo, il tiro a 3 punti di Bailoni che affretta troppo la conclusione. Movimento Eurostep di Giulio Primazzoni, fasi un po' imprecise della gara, può estendersi in campo aperto e allora parziale aperto di 5-0 per Altogarda che è a -4. Sta 7-0 Filippo. 7-0. Mamma mia, La tripla sbagliata da Contrino. A quota 2 su 15 da 3. Facciamo fatica. Percentuale molto deficitaria questa. Samb vuole attaccare Primazzoni, deve fermarsi e scaricare per Bailoni. 4 secondi per Altogarda, ora ce ne sono 2 perché la rimessa è ancora a favore degli ospiti. Tutto da rifare. Arzignano che dopo essere stato anche più a vantaggio più 12 forse, ora solo 4 punti. Attenzione Bailoni, la tripla dall'angolo, l'errore, ma chiaramente era molto difficile riuscire a convertire questa conclusione in precario equilibrio da parte del capitano. Allora riconquistiamo palla e deve riprendere un po' il filo di discorso Arzignano. Il tentativo di andare sotto da Primazzoni, capisce tutto la difesa di Altogarda, poi la palla banale persa di Samb e ancora possesso di Arzignano, sbatte contro il muro di Lever Muraro. C'è il fallo di Bailoni che è assolutamente incredulo per la chiamata arbitrale. Garnero aveva fatto sedere sul cubo di cambi da Zotto, ora da Zotto si è rimesso a sedere in panchina e il cambio è rimandato per il momento. C'è Buzzi sotto canestro non servito da parte di Muraro, ribaltamento del lato, Contrino per Primazzoni, si va da Del Prete, tiro in allontanamento molto difficile, cerca di catturare in balzo Buzzi, ma è ancora la squadra ospite che è proprio aggredita la persona di Stevan, però Altogarda riesce ancora ad avere palla in mano.
Bailoni l'errore, contrastato bene la difesa e conquistiamo ancora palla, corre in campo aperto Muraro. Bravo Buzzi a fare legna sotto canestro, a conquistare un preziosissimo rimbalzo offensivo, e allora 2 per Davide Buzzi che arriva a quota 6. Buona recuperata di Pimazzoni che si lancia in contropiede, vediamo se portiamo a termine l'azione. Peccato, rimbalzo in attacco di Del Prete che va a mettere a segno il suo quarto punto personale e a portare di nuovo a più 8. E arriva anche il fallo tecnico per proteste, crediamo, di Bailoni. Fallo attribuito Aveva già a Stevan, il numero 7. No, allora vi sbaglio. Bailoni che aveva rischiato il fallo tecnico nell'azione precedente con un urlo. Realizza Giovanni Muraro e sale a quota 10. C'è cambio per Betta. Bailoni un po' nervoso, esce, rientra Spinelli. Arzignano riprova a scappare via, più 9. Martinatti in punta, il ricciolo di Lever, raddoppiato Stevan da Contrino e Muraro, ancora palla 2, ancora possesso alternato che ci premia, buona difesa per i Griffons. Sì, il raddoppio non arriva subito, ma arriva appena il giocatore abbassa la testa, non vede il giocatore arrivare, e lì arriva il raddoppio e l'attaccante di noi esce a brutta palla persa qui di Pimazzoni in concomitanza con Del Prete. Si chiariscono i due con un 5. Arzignano vuole andare molto frequentemente in post passo, non solo con i lunghi Del Prete e Buzzi, ma anche con Muraro e Pimazzoni. Sì, una scelta quasi obbligata visto le percentuali da 3 di Arzignano stasera, di andare a cercare il canestro. È rientrato Madella che ci ha fatto abbastanza male nel primo tempo. Stevan, la penetrazione, linea di fondo, Samb, tiro dal mid range e allora fa collassare la difesa, poi scarica Stevan per Samb che ne mette altri 2. Meno 7 per Altogarda. Contrino, gioco a 2 con Davide Buzzi, fatto molto ma molto bene, e allora il nostro numero 5, inteso come ruolo, realizza, e poi Samb sbaglia dall'altra parte. Pimazzoni sulle piste del quale c'è Spinelli. Muraro, step back, l'errore, non prende meno il ferro, e allora rimessa per Altogarda che ricorre ancora e nuovamente al cambio. Martinatti esce per Potric, cambio anche per Arzignano. Applausi per Vincenzo Del Prete, sostituito da Stefano Pegoraro. Buoni minuti di Del Prete con canestri e rimbalzi, è quello che ci aspettiamo sicuramente dal nostro numero 16 VDP. Forse qualche problemino fisico anche per Del Prete, visto che il minutaggio stasera non è stato molto elevato. La tripla sbagliata da Potric, che aveva spazio ma imprecisa la sua conclusione a lunga distanza. Allora ancora possesso per Arzignano a più 9. E ritorna Enrico sul cubo dei cambi dal Zotto, che entra al posto di Muraro. E allora scelta tattica di Garnero di andare con il doppio playmaker dal Zotto e Contrino contemporaneamente sul parquet. Evidentemente vuole correre e vuole anche gestire i ritmi di gara.
Peccato, ho messo... Si incarta un po' con il pallone Pegoraro, poi l'errore con il suo classico tiretto da parte di Buzzi. Arriva la stoppata da parte di Pimazzoni e poi Lesto Stevan a conquistare il pallone e a realizzare. Comunque applaudito Pimazzoni per il suo gesto atletico. Fallo di Davide Buzzi dopo l'errore, se ne accusa prontamente il nostro numero 19, pescato in fallo ed è il terzo per Buzzi che rimane comunque in campo. Peccato per Buzzi che ha avuto molte occasioni stasera, lui che è a quota 8 comunque, ma Esce ora Buzzi per Sciabani. non una buona percentuale di tiro, comunque ora va a sedersi per lasciare a posto, come hai detto tu, Filippo Sciabani, che vedremo se riuscirà a impattare un po' meglio sulla partita rispetto al primo tempo, che intanto è entrato con molta foga, ma un po' di confusione c'è stata. Ecco, arriva il raddoppio un po' sbasso, Spinelli stava quasi per perdere palla, ribaltamento del lato per Altogarda, mette a posto i piedi e realizza Stevan con un'altra tripla che ci fa male e che riporta sotto ancora Altogarda, meno 4, che non ne vuole sapere di capitolare, anzi la partita è apertissima, 2 minuti al termine del terzo quarto, 57-53 qui al Palatese, tiro storto da parte di Contrino che poi cerca di recuperare palla su Stevan che va in penetrazione e realizza un altro canestro in acrobazia e allora ritorna a contatto Altogarda, meno 2. Dovevamo controllare i ritmi, Enrico, con Contrino e Dalzotto, invece ci stanno punendo con fast break i giocatori di Altogarda, ma si sblocca da 3 punti anche Luca Contrino, provvidenziale la sua tripla che vale il nuovo più 5, 60-55. Una serata, Filippo, dove il tiro da 3 non ti entra, ok, prendalo quando è sul piazzato, ok. Forzatura di Spinelli, ancora Luca Contrino da 3 punti l'errore, ma conquista rimbalzo Pimazzoni che poi scagliano una tripla, l'errore. Pimazzoni ancora riesce a conquistare la palla vagante, abbiamo altri 12 secondi in zona d'attacco e ricominciamo con Pegoraro che ribalta al lato per Contrino. Sulle piste di Contrino Madella, l'errore, la forzatura da parte di Stefano Pegoraro. ...28 secondi al termine del terzo quarto, esce con il catch and shoot Molo, l'errore, rimbalzo di Pegoraro. Allora abbiamo l'ultimo possesso al termine di questo terzo quarto per cercare di dilatare il vantaggio. E allora palla a Pimazzoni e situazione di isolamento marcato da Madella, allora proverà l'1 contro 1 e gli ruba palla Madella e va anche con la tripla, pericolo scampato, è stato bravo Madella a tenere la penetrazione, a rubar palla e poi a cercare di convertire la sua buona azione difensiva, l'errore comunque da 3 punti. Enrico, quanta fatica, Altogarda è sempre lì e non riusciamo a scrollarcela di dosso. Sì, tanta confusione comunque sia nelle scelte sia un po'... Abbiamo cercato di forzare su un fondamentale che abbiamo 3 su 20 Filippo dall'arco, quindi facciamo un po' fatica, è giusto prendersi i tiri quando sono aperti e i piedi a posto per terra, non forzare in un fondamentale in cui la serata non va, e quindi dovremmo cercare di prendere delle scelte differenti e più sicure e vantaggiose per la squadra. Quando non entra, abbiamo un 15% eloquente di squadra da 3 punti. Allora ci stiamo un po' stiamo però un po' accanendo nel tiro da 3, cioè, anche nell'ultimo quarto abbiamo diciamo dopo il 2 su 14 abbiamo un 1 su 6
questo quarto, quindi dovremmo cercare una soluzione diversa, come abbiamo fatto alla fine del secondo quarto. Allora Enrico, Garnero toglie Contrino e fa entrare Rossetto per questo inizio di quarto. Diamo un'occhiata invece ai 5 di Altogarda. Molo, Stevan, che sicuramente ci ha dato fastidio e non poco nel terzo quarto, Spinelli, Madella e il numero 16 Potric. Quintetto direi abbastanza piccolo, abbastanza basso per Arzignano. Sotto canestro giochiamo con Sciabani e Stefano Pegoraro, quindi i nostri due totem, se così possiamo chiamarli, Del Prete e Buzzi per ora in panca. Ha spazio Potric, sbaglia però la tripla. Poi aveva visto un accenno di zona, forse mi sono sbagliato. C'è fallo in attacco sicuramente, deraglia Stefano Pegoraro su Stevan. Bisogna evitare questi errori un po' banali. Riconquista palla con grande facilità Altogarda, beneficiando del fallo in attacco del nostro numero 45. Facciamo tante cose buone, Filippo, bene, torniamo anche a tante cose errate in questa partita. Sì, è zona per Arzignano, va a segno. Comunque non riusciamo a chiudere l'area e a bloccare la penetrazione di Madella, che torna a punirci questa volta con il canestro da 2 punti. Allora Altogarda è sempre lì, questa volta -3, si va in sotto movimento spalla canestro di Rossetto. Il fallo dovrebbe essere stato fischiato a non sul tiro. Spinelli. Betta fa rientrare in campo Samb e dà minuti a Stevan, che si è comportato bene nel terzo quarto, tenendo a galla i suoi in più di un'occasione. Il blocco di Primazzoni che favorisce Stefano Pegoraro, e poi doppio tap-in alla fine vincente per Primazzoni. Eccola qui la zona 1-2-2 per Arzignano. L'errore con la tripla, però non riusciamo a conquistare palla. Ci rifugiamo in palla 2 e ancora una volta il possesso alternato ci premia. No, la freccia era cambiata con l'inizio del quarto e il possesso di Altogarda, quindi ecco qui la rimessa a nostro favore. Stefano Pegoraro al limite dell'infrazione di passi, c'è il fallo. A me sembrava competente la difesa sia di Potric che di Spinelli. Il fallo commesso con la gamba si è... Pensavo che fischiasse l'infrazione di passi, ma sì, anch'io. Era stato bravo comunque il nostro Stefano a tenere il piede perno a terra. Mamma mia, che rischio! Raddoppiato in post basso Primazzoni, ma ribattiamo bene il lato. È libero Rossetto dall'angolo, la tripla, l'errore era uscito, poi era rientrato Molo, e quindi l'azione non era regolamentare, doveva fischiare palla persa l'arbitro. E poi guardate, si fa veramente a sportellate e c'è il fallo di Madella su Sciabani. Nell'azione difensiva si era ritrovato fuori dal campo Molo, e poi era rientrato ricevendo palla mentre rientrava il numero 3 di Altogarda, e quindi sicuramente andava sanzionata questa infrazione. Abbiamo comunque nuovo possesso perché ci siamo difesi bene, gioco alto-basso, poi non si prende il tiro Stefano Pegoraro, lo fa leggendo molto male il posizionamento difensivo. Comunque ancora possesso che ci premia. Ho salvato molte volte Garnero in questa partita, Filippo, dopo tante scelte
e ero in attacco e è molto contrariato per le scelte in attacco della sua squadra. Sì, dobbiamo sicuramente effettuare delle letture più competenti, un po' più qualificate, soprattutto in attacco, leggere dove è il vantaggio tecnico e tattico della partita. Arriva un altro fallo tecnico, questa volta è fischiata al numero 12 Madella, che stava effettivamente continuando a protestare anche in precedenza, e allora Pimazzoni si incarica di amministrare il fallo tecnico. Allora viaggio in lunetta gratis per il nostro numero 10, che però sbaglia, è lungo il tiro libero. No, dovrebbe essere già c'è bonus e quindi dovrebbero esserci quindi non era fallo ed è semplice rimessa, mi pare di capire. Allora, questo. il quarto fallo, no, adesso forse dovrebbe essere arrivato l'arbitro, va a colloquiare con gli ufficiali di campo. Fondo, secondo me. Infatti era andato in bonus quello che fa le declinazioni, poi il tecnico non va ad accumularsi, quindi scivola Rossetto, perdiamo palla, Madella in 1 contro 1, Molo a spazio, sbaglia ancora un'altra tripla, il rimbalzo di Pimazzoni, ci sta un po' graziando Altogarda con percentuali non ottimali, soprattutto dalla lunga distanza. La penetrazione di Pimazzoni un po' sfortunato, stiamo comunque un po' forzando perché ci buttiamo dentro, ma la difesa si chiude e l'area è piuttosto intasata. Sì, Altogarda che è già in bonus dopo neanche 2 minuti e mezzo di gioco. Rientra Muraro proprio per Pimazzoni, quindi sarà un fattore in questo ultimo quarto, Filippo. Sì, anche perché la situazione falli dice bonus già esaurito per Altogarda e solo un fallo per i Griffons. Dobbiamo tirare molto poco, step back, Muraro, il tiro è molto corto e allora nulla di fatto, ancora Altogarda con il possesso offensivo. Samb vuole attaccare dal zotto e poi si ritrova un po' fortunosamente palla in mano, subisce fallo che dovrebbe essere fischiato a Pegoraro. 2 tiri liberi per Samb, cambio per Betta che vuole far rientrare Stevan. Time out qui al Palatese chiamato da coach Garnero. Ma te l'ho detto prima, Gente che allora si riprende con il primo tiro libero segnato dalla lunetta da parte di Samb.
che non sbaglia nemmeno il secondo, e allora riporta a -3 Altogarda. E a zona anche Altogarda adesso, Enrico, una zona 2-3. Allora prova l'arma tattica della difesa zona, coach Betta, la tripla di Giorgio Rossetto, l'errore, rimbalzo di Martinati, e con delle percentuali così basse da 3 punti l'arma della zona negli ultimi 6 minuti può essere sicuramente una soluzione che dà fastidio ad Arzignano. Samb con la tripla all'errore, il rimbalzo di Pegoraro, forse anche il fallo di Martinati, una spinta da dietro, così non è. Poi sporca l'apertura a Dalzotto, lo stesso numero 8 in maglia rossonera, e allora ancora possesso per Arzignano, 6 minuti e 20 al termine dell'incontro. Ribaltamento di lato, Sciabani scambia ancora con Dalzotto, sulle piste del quale Madella. La penetrazione di Rossetto, che aveva fatto tutto bene tranne poi l'esecuzione finale. Il capitano Bailoni rientrato sul terreno di gioco, Samba a spazio, esitante, poi si va da Madella per la tripla, che è un piccione viaggiatore, e allora è molto imprecisa dalla lunga distanza anche Altogarda. Esce Sciabani per Mistè, che aveva disputato buoni minuti nel corso del primo tempo. Tripla affrettata e fuori misura, e non di poco, da parte di Muraro. Guarda cosa combina Stevan, che aveva il passaggio per Bailoni e poi si incespica con il pallone in frazione di passi. Allora l'ha combinata davvero grossa il numero 7 ospite. Esce Muraro e rientra Pimazzoni. Anche qualche tifoso, Filippo, ha detto basta tirare da tre. Sai, dobbiamo muovere la palla molto più in fretta e provare qualche gioco in attacco contro la zona. E allora, come dicevano i latini, Vox Populi, Vox Dei, non c'è più a 3 punti di Pimazzoni, ma anche da 2 non riusciamo a segnare. Abbiamo comunque un nuovo possesso. Pimazzoni, Dalzotto si fa scippare da Stevan, che poi viene stoppato da Pimazzoni, poi riprende la palla di nuovo Stevan e realizza con un movimento quasi a rallentatore. Fatto sta che Altogarda è a -1, 62 a 61, 4,46 da giocare. Ancora la difesa zona che ci dà fastidio, si divora un canestro facile Rossetto, e poi Altogarda punisce con la transizione e il canestro di Samb. Enrico, stiamo davvero buttando via tante occasioni, e poi la palla persa di Dalzotto. Arzignano in confusione, forse farebbe bene Garnero a bloccare tutto e chiamare time out. Invece sul cubo dei cambi contrino per Rossetto. Enrico, quando hai paura poi le cose vengono davvero molto difficili. Vediamo ultime azioni, abbiamo sbagliato cose veramente elementari. Possesso per Altogarda, Stevan che vuole attaccare Dalzotto, il blocco di Martinatti, ancora il numero 7 in palleggio, marcato forte da Dalzotto che gli ruba quasi palla. Arriva il fallo del numero 30, non è assolutamente d'accordo con la chiamata arbitraria del Dalzotto. A me era sembrato pulito l'intervento del nostro play. Fatto sta che ci sono ancora 14 secondi in zona d'attacco per Altogarda. Samb, la penetrazione, attacca Mistè, va con il reverse, non riusciamo a fermare le penetrazioni di Samb, e allora è nuovo vantaggio per
Altogarda più 3, 65-62, ancora difesa zona che ci sta davvero mandando in confusione. Ha spazio dal Zotto, la tripla, questa volta sfortunato il capitano, in and out, e allora 3-38 e palla in mano per Altogarda che Parziale aperto Filippo di 8-0. e arriva ancora la penetrazione, sta facendo tutto Samba, non riusciamo a fermarlo. Le penetrazioni sono state un problema anche nel primo tempo, ma adesso che si sta facendo la partita, allora sale in cattedra il numero 9 con tutta la sua fisicità, la tripla di Pimazzoni, importantissima, a 3 minuti e 6 secondi al termine dell'incontro. Bravo Giulio, 67-65 per gli ospiti, e allora dobbiamo tenere questa difesa, tenere soprattutto le penetrazioni. Ancora Madella in 1 contro 1 contro Pegoraro, fermato, si va fuori da Bailoni, la tripla, ma palla vagante che premia ancora Altogarda, e allora rimbalzo lungo di Madella che poi va 1 contro 1, ma gli rubiamo bene la palla con Contrino e Pimazzoni che va in campo aperto. Bravo Giulio, è solo rimessa in zona d'attacco, ha tenuto bene la difesa con Bailoni e Stevan. Quanta fatica esce per Buzzi. Eravamo 3 contro 1 e dovevamo portare meglio le spaziature in attacco, cosa che non abbiamo fatto. Ci è andata bene che la rimessa è nostra, minuto per Arzignano. Sai, quando ci siamo trovati di fronte alla zona abbiamo fatto, diciamo, un po' confusione, abbiamo preso un parziale di 10-0. Allora lo dicevamo anche in sede di presentazione, Arzignano viene da un periodo non proprio brillantissimo, 2 sconfitte nelle ultime 5 partite, non è l'Arzignano scintillante che abbiamo visto in altre occasioni. Ci sta, ovviamente durante la stagione ci sono momenti di up and down, però è una partita questa da portare a casa, perché abbiamo il fiato sul collo delle inseguitrici Roveretto, Creazzo e Pescantina, e sarebbe quindi inopinata una battuta d'arresto qui al Palatese. Per mantenere anche imbattuto il campo del Palatese di Arzignano, che Arzignano vanta un 6 vittorie e 0 sconfitte. Bisogna ricompattare sicuramente la difesa e poi cercare di conquistare palla per correre e spingere in campo aperto, perché contro la difesa schierata ora a zona da parte di Altogarda facciamo tanta fatica, complice la pessima percentuale dal tiro di 3 punti questa sera. La cosa, Filippo, che balza subito all'occhio è i 67 punti subiti sono la norma, diciamo, per Arzignano, 65 a 2 minuti da termine. È sicuramente l'anomalia, sì, questa situazione asfittica in attacco. Doppio play per Arzignano, la penetrazione di Dalzotto, il fallo commesso dalla difesa. Non sono riuscito a capire a chi è stato fischiato il fallo personale, comunque va in lunetta il nostro capitano e ora dovrà essere freddo e glaciale per riportarci in parità. Tutto il Palatese a trattenere il fiato e a spingere in fondo alla rete il libero di Capitan Dalzotto, che fa 2 su 2, e allora di nuovo parità al Palatese a quota 67. Abbiamo rintuzzato un gap di 5 punti. Attenzione a spazio Samb, che nella partenza commette infrazione di passi, indeciso il numero 9 perché doveva tirare 3 punti e invece ha pagato l'indecisione sulla scelta da fare. Allora possesso che può valere il nuovo vantaggio per i padroni di casa. Accelera Dalzotto, la tripla di Stefano Pegoraro, ma prende rimbalzo Buzzi, che poi si fa scippare inopinatamente, va in campo aperto Madella e subisce il fallo di Pimazzoni. Avevamo palla in mano, conquistata molto bene con il rimbalzo d'attacco, e poi Buzzi non è riuscito a tenere il contatto. Ero con Buzzi, che ha commesso un errore, Filippo, che commettono, diciamo, i ragazzi delle giovanili,
cioè quando prendi la palla e non la devi difendi, la proteggerla. porti giù. Sono cose che magari vai anche a pagare. Infatti, E speriamo di no, però c'è il vantaggio nuovamente esterno per Altogarda. L'errore nel secondo tiro libero, non Buzzi. perdiamo palla, Buzzi. Solo +1 per Altogarda. È in post Stefano Pegoraro, fa fatica però a liberarsi di Martinatti. Buzzi va con l'errore di mano sinistra, anche qui ha subito il contatto, si è fatto sbilanciare e non siamo riusciti a segnare, e allora 1:35, possesso direi cruciale questo per l'esito dell'incontro. Samb esce e poi va in 1 contro 1, sbaglia perché Pegoraro gli oscura un po' la vallata e allora abbiamo palla e c'è il fallo di Stevan, bravo a difendere il pallone, si è fatto ingolosire Stefan in un fallo un po' banale, ed è il quinto per il numero 7. Buona notizia questa per noi, esce sostituito da Lever. Ancora viaggio in lunetta importantissimo per il capitano. La pressione si fa sentire, infatti sbaglia il primo tiro libero. Mettiamone almeno uno. E invece è 0 su 2. si è andata bene, si è Buzzi andata fa molto bene bene. a rimbalzo. L'ultimo tocco è di Martinatti e quindi abbiamo ancora il possesso in questo finale thrilling qui al Palatezze. 1:20 da giocare, possesso per Arzignano. Bisogna fare la rimessa, mamma quanta fatica. Riusciamo con Dalzotto ad andare in penetrazione. Buzzi con la palla in mano, l'errore di Buzzi, il rimbalzo di Samb. Abbiamo gestito male anche questo possesso. Difendere bene, non far segnare Altogarda, altrimenti si fa davvero dura. Vuole l'1 contro 1 Samb, la tripla di Martinatti fuori misura, ancora possesso per Arzignano. Dai ragazzi, 47 Le secondi. occasioni si fanno troppe per poter fallire. Non possiamo sbagliare questo possesso, ancora da Buzzi, continua spazio la tripla, stoppato. Guarda, c'è Contrino sotto, Pimazzoni a spazio, la tripla di Giulio sul primo ferro, l'errore, e abbiamo sprecato anche questa occasione. E allora time out qui al Palatezze. Certo che 32 secondi, Altogarda con un punto di vantaggio, palla in mano, avrà un possesso, bisognerà non farli segnare poi e poi ribaltarla con un ultimo disperato possesso. Sì, sicuramente Arzignano non commetterà fallo, almeno questo. Sì, sicuramente non dovrebbe commettere fallo, chiaro che vorrà tenere palla 8 secondi alla fine. Se Altogarda va fino in fondo con i 24 avremo 8 secondi per l'azione decisiva. Quante chance abbiamo avuto comunque, Enrico? Ancora punteggio fermo sul 68-67, 3 possessi offensivi sprecati con conclusioni Poi se andiamo a vedere un po' forzate. Sì, è vero, le scelte magari non sono state delle migliori, comunque è ovvio che anche in tutto l'arco dell'anno quando sì, le scelte non sono migliori, ma hai la mano calda e metti a posto le cose. Questa sera il tiro non va, siamo a 4 su 27 da 3. Sì, ma siamo imprecisi da 3, ma sicuramente anche da 2, perché abbiamo sbagliato anche tante conclusioni ravvicinate. Le ultime occasioni che ha avuto Buzzi erano buoni tiri, però buoni tiri che però non sono andati a segno. Bailoni con la rimessa, Madella marcato da Contrino, l'uscita per Samb, si ribalta al lato, Bailoni vuole linea di fondo, tiene bene Pegoraro, l'errore di Bailoni che però poi subisce fallo, ma era assolutamente con le braccia. Solito
come al solito, come in alto e non piegate in avanti. Stefano Pegoraro, non si può fischiare un fallo del genere, non si può fischiare un fallo del genere, completamente sul cilindro, difesa regolare da parte di Stefano Pegoraro, viene fischiato come al solito fallo ai danni del numero 45 e viaggio in lunetta. E come per penso Bailoni. da sempre, Filippo, c'è qualche arbitro che pensa di risolvere lui la partita, e questo, eccolo qua, se l'ha risolta lui. A segno il primo tiro libero del capitano, che dimostra tutta la sua freddezza ed esperienza in questa occasione. Segna anche il secondo e allora c'è time out per conquistare la rimessa da metà campo. Certo che adesso si fa veramente dura, Allora, può anche quando- spendere il fallo. Ora Altogarda. Quando mancano 13 secondi alla fine, un arbitro deve avere la capacità di dire ok, è fallo sicuro, lo do, lo fischio, ma non puoi essere un fallo che La partita devono giocarsela i giocatori in campo. È ovvio che Allora, decidi la partita tu, e lei l'ha decisa. Aveva difeso bene sulla linea di fondo Stefano Pegoraro. Adesso Arzignano proverà la tripla, ma probabilmente arriverà il fallo di Altogarda per mandare in lunetta e quindi evitare di essere raggiunta sul 70 pari. Vediamo Filippo se il coach Garnero saprà costruire un gioco per evitare che Altogarda faccia fallo subito. Sì, al contempo non bisogna ovviamente prendere un tiro tanto per prenderlo, deve essere un tiro comunque con la possibilità di convertire. E il problema, Enrico, è che con queste percentuali da 3 punti abbiamo litigato con il canestro per tutta la partita. Si fa veramente dura adesso metterla, ma adesso conta, e allora proviamo a riprendere per i capelli questa partita che sembra sfuggirci. Vediamo il blocco, l'uscita, Contrino, esce Muraro e riceve Pimazzoni. Non fa fallo. Pegoraro, Contrino non vuole fare fallo. Pegoraro deve tirare, tira Muraro, quasi allo scadere. Quando manca un secondo, Giovanni Muraro tripla nel 70 pari, esplode il Palatezze. Filippo, abbiamo 4 su 27 e abbiamo 5 su 28. Abbiamo spadellato da 3 punti per tutta la partita, ma arriva la tripla di Giovanni Muraro e decisione inspiegabile da parte di Betta. Ha detto ai suoi non fate fallo, non hanno fatto fallo, hanno difeso bene perché hanno impedito a Pimazzoni di tirare, hanno impedito a Contrino, poi la palla è arrivata a Muraro che ha messo la tripla del 70 pari. Forse ha tratto qualche conclusione delle percentuali. Ha ragionato come stavamo ragionando noi. Arzignano lo stava mettendo, ha detto facciamoli tirare, facciamogli prendere un brutto tiro. Invece il brutto tiro non è arrivato un ottimo passaggio, un extra pass per Giovanni Muraro, e allora per i capelli, ma l'abbiamo ripresa. Però attenzione, manca un secondo, e un secondo nel basket va rispettato perché può succedere ancora di tutto. Mamma mia, cosa stiamo vedendo qui a Palatezze? Aria di overtime, ma bisogna difendere bene adesso. Un'ottima difesa. Aveva fatto un'ottima difesa a Togarda, siamo riusciti ad acciuffare il tiro a un secondo dalla fine. Però veramente scelta un po' discutibile quella di non fare fallo. Sì, con il seno di poi comunque siamo tutti bravissimi. Attenzione, Bailoni a spazio e non va nemmeno lontano dal segnare il buzzer beater. Mamma mia, 70 pari, e allora overtime qui al Palatezze. Che azione, Enrico, eravamo ormai non dico rassegnati, però sicuramente le speranze erano ridotte al lumicino, e poi Altogarda ha voluto speculare sulle percentuali davvero
pessime dal tiro da 3 punti di Arzignano, e invece questa scelta è stata punita, ed è stata punita dalla tripla di Muraro. E adesso, Enrico, dobbiamo ripartire sulle ali dell'entusiasmo per aver riacciuffato l'incontro. Però Altogarda, attenzione, perché si sta rivelando una squadra tosta e molto ma molto ostica. Del Prete di nuovo sul parquet con Contrino, Muraro, Pegoraro e Pimazzoni. Madella, Martinatti, Samb, Lever e Bailoni per Altogarda. Forza ragazzi! Il primo possesso dell'overtime è per Altogarda. Mamma mia che finta, mette a sedere Contrino, ma l'errore di Samba, e allora rimbalzo di Pimazzoni. Ci vada Del Prete, questa è la linea di fondo Del Prete, che aveva tentato di scivolare e di battere Martinatti con il passaggio poi a Pegoraro. Perdiamo palla anche noi e si rimane sul 70 pari. Le uscite dai blocchi di Samb, che è il terminale offensivo, assieme a Madella per Altogarda. Bailoni con la tripla, la sbaglia non di molto, il rimbalzo di Pimazzoni che poi fa partire un passaggio rischiosissimo per Pegoraro. Fortuna per noi che c'è solo l'intercetto, ma la rimessa è ancora per i Griffons. Ci facciamo prendere un po' della foga. È stato un po' il leitmotiv di tutto l'incontro. Esce Del Prete in punta, Contrino in ala, vuole andare in pospasso da Stefano Pegoraro, che avrebbe vantaggio di chili e centimetri. C'era il fallo di Sam su Contrino, non fischiato. Madella in contropiede, sbaglia e prendiamo rimbalzo con Pegoraro. C'è, mamma, rischiamo di perdere palla sull'apertura. Muraro da 3 punti, mette a posto i piedi, sbaglia. Nottiamo rimbalzo, Contrino, no, Bailoni, palla 2 e possesso ancora Arzignano. Questa è una chiamata veramente sbagliata, perché non aveva neanche le mani sul pallone, diciamo, Contrino. Sì, ma Contrino aveva subito un fallo, allora sì, ancora aria di compensazione in questa chiamata arbitrale. Esce dai blocchi Muraro, per un attimo penso al tiro, poi ribalta al lato Contrino, Del Prete deraglia su Martinatti, la penetrazione, poi moriamo con la palla in mano. Buona difesa di Altogarda e mamma mia, quante occasioni, quante fatica del diavolo a segnare. E dopo la tripla di Muraro ci siamo piantati nuovamente in attacco, il motore batte in testa, 3:30 da giocare, per fortuna che non sta segnando nemmeno Altogarda. Diciamo questa sera è non uno spettacolo di altissimo livello, ma è capibile anche attenzione alla tripla segno e dai segna Lever da 3 punti, nuovo +3 per Altogarda. Pimazzoni vuole rispondere, Giulio Pimazzoni con la tripla del nuovo pareggio a quota 73. Lever, Samb, ora la penetrazione del numero 9, tiene bene Pimazzoni e ruba palla. Pimazzoni sulla penetrazione di Madella, c'è il fallo di Sam non visto, ancora non si fischia niente. A spazio Stefano Pegoraro mette la tripla, la tripla di Stefano Pegoraro che vale il +3
e chiama il pubblico Pimazzoni. Mamma mia Enrico, che partita! E si alza ancora Arzignano, attenzione, difende bene Muraro su Lever che va ora da 3 punti. L'errore, Samb conquista il rimbalzo, attenzione a fare fallo, e c'è il fallo di Contrino. Anche qui non possiamo farci prendere nel momento della foga, siamo in bonus, un fallo così inutile. E c'è viaggio in lunetta per Samb. Che palpitazioni comunque, Enrico, stiamo davvero saltando sulla sedia, prima con Pimazzoni e poi con la tripla di Pegoraro. Siamo a +3, ma in lunetta Samb. Dai ragazzi. Un bel giocatore, Filippo. Ha fatto pentole e coperchi, come si suol dire questa sera. Ci hanno fatto molto, ma molto male le sue penetrazioni. Sbaglia il secondo però e prende l'imbalzo del Prete. Apre per Contrino. 2-3 da giocare nell'overtime. +2 Arzignano. Il blocco di Prete. Vuole attaccare Samb. Contrino aspetta l'uscita di Muraro in 1 contro 1, perdiamo palla perché Bailoni infrazione di passi, infrazione di passi. Madella stava partendo a tutta velocità. Ancora rimessa per Arzignano. Pegoraro va da Del Prete. Vincenzo con il gancione, troppo difficile questa conclusione, prende rimbalzo e ora la palla del possibile pareggio o anche del vantaggio. Eccola qui, no, la tripla di Madella che va in penetrazione e perde palla Altogarda. Cattiva lettura da parte di Madella che aveva la tripla, ha voluto la penetrazione, time out al Palatezze. Possiamo chiamato da Betta il time out +2. Che partita stiamo vedendo qui stasera, sicuramente tanti errori ma anche tante emozioni, una partita che era quasi persa per noi, abbiamo ripresa per i capelli con la tripla praticamente allo scadere da parte di Giovanni Muraro. Allora abbiamo 2 punti da difendere con le unghie e con i denti, 76-74, 1 minuto e 27 da giocare nell'overtime. La palla persa da parte degli ospiti e allora ancora possesso e dobbiamo cercare di mettere ancora di vario perché 2 punti non sono sufficienti. Contrino su palleggio a metà campo, ancora zona per Altogarda, cerca di ribaltare il lato Arzignano. Stefano Pegoraro non sa cosa fare con la palla, si va da Del Prete allo scadere quasi, eccolo Pegoraro con la tripla del +5. E ora questa difesa ragazzi, Bailoni, tripla, l'errore da 3 punti di Bailoni, ancora possesso per Arzignano. Fondamentale l'apporto di Stefano Pegoraro con 2 triple importantissime negli ultimi minuti. Ancora zona Altogarda con Trino. Ora possiamo sicuramente far passare i secondi, ne abbiamo 8 per concludere l'azione. Pimazzoni, step back, l'errore sul secondo ferro, si lotta rimbalzo, Madella, Samb a spingere in contropiede, attenzione, proverà la penetrazione,
vuole il fallo, fa anche bene a farlo Pimazzoni e manda in lunetta a dire non segni su questa penetrazione, se vuoi segnare ti conquisti i tiri liberi e li metti. Vediamo 22 se... secondi da giocare, più 5 Arzignano. Attenzione forse perché poi si andrà un po' al fallo sistematico. Sì, assolutamente, senza forse. In and out e anche sfortunato Samba in questa occasione. Secondo errore della lunetta negli ultimi 2 viaggi e quindi anche questo influisce. Sì, sono punti preziosi che mancano per Altogarda, 1 su 2 e a nuovo timeout qui al Palatezze. (79-75). Intanto salgono i nostri spettatori, i nostri follower sul canale YouTube della Pallacanestro Arzignano. Chiaro, finale thrilling, allora tutti incollati allo schermo, che sia televisore, che sia tablet, che sia smartphone. Si segue la Pallacanestro Arzignano, che ci fa trepidare questa sera. Ricordiamo 22 secondi da giocare, overtime, 79-75. Si riprenderà il gioco con la rimessa dal fondo per Arzignano. Ora chiaramente Altogarda andrà a pressare la rimessa per cercare di forzare Arzignano una palla persa e poi sicuramente una volta finita la palla nelle mani, anzi scusate, aveva chiamato timeout e quindi è rimessa da metacampo. Siamo un po' nel pallone anche noi, Enrico, dopo Sembra incredibile comunque pazzesca. Una partita sia decisa un po' dal tiro da 3 quando il tiro da 3 è stato il grande assente, esatto, per chi padrone di casa, e c'è il fallo, arriva con qualche secondo di ritardo, con 2 secondi giocati nel possesso su Stefano Pegoraro, che è un buon tiratore di liberi. Esce dal zotto, si viene rimesso dentro, si va per l'azione difensiva. Esatto, si va per e anche per l'eventuale rimbalzo. Segna Stefano Glaciale dalla linea della carità. Preziosissimi i suoi punti nell'overtime, pesantissimi, e anche con quella tripla che ci ha dato il vantaggio. 2 su 2 per Stefano Pegoraro, la tripla di Lever che non prende nemmeno il ferro, e allora si può andare in campo aperto. Stefano Pegoraro, scusate, Luca Contrino, e poi il fallo di Sam su Giovanni tutta la pasta Muraro, e allora game, set e match. Arzignano vince una partita che, possiamo dirlo Enrico, era quasi persa. Poi ci abbiamo recuperata ad un secondo dalla fine con una tripla incredibile di Muraro, che ora trasforma anche il tiro libero, che vale il più 7 addirittura per Arzignano, più 8 perché fa 2 su 2, e allora finisce qui con addirittura la tripla da quasi metà campo di Bailoni per il punteggio definitivo, che dice più 5, 83-78. Arzignano conquista una partita davvero al cardiopalma qui al Palatezze, 2 punti che valgono oro, Enrico, e allora ci ricorderemo nell'arco della stagione, quando sì, chiaramente l'equilibrio sarà ancora più pronunciato. Questi 2 punti valgono tantissimo. Allora, Filippo, possiamo ancora dire che qui a Palatezze non si passa, certo, la dura legge del Palatezze. E con per chiudere ti do un po' di tabellini. Pimazzoni a quota 22, Muraro che è a quota 18 con 3 punti fondamentali, un secondo dalla fine dei tempi regolamentari, e Stefano Pegoraro numero 45
a quota 16, ma punti pesantissimi per lui. Allora forse E possiamo dare ha a lui deciso la partita. Certamente. l'MVP di giornata. E allora ricordiamo il punteggio finale 83-78 per Arzignano che batte Altogarda. Prossimo turno, Enrico, derby, super derby a Lonigo, tutti a corrette numerosi, e alle 20:30 in quel di Lonigo sabato 1 febbraio. Poi riprenderemo il discorso qui al Palatezze domenica 9 febbraio alle ore 18:15 contro il Baster Verona. Saluta il pubblico amico la squadra di casa, e allora con il ringraziamento anche a Enrico Bauce. Ciao a tutti, alla prossima. Qui dal Palatezze, un grazie anche per le riprese video a Jacopo Bauce. Allora ci vediamo ancora sul canale di YouTube per le prossime sfide della Pallacanestro Arzignano.